Nell'ambito delle periodiche verifiche effettuate su tutti gli edifici scolastici riguardanti le tubazioni e la rete idrica, sono state segnalate alcune criticità in due scuole dell'infanzia di Noventa Vicentina, la 2 Giugno e la Papa Giovanni XXIII. In particolare sarebbero emersi valori relativi ad alcuni parametri in specifiche tubazioni che potrebbero favorire il formarsi di legionella. È quanto si legge dalla comunicazione diffusa dal Comune e dalla dirigenza scolastica del comprensivo Fogazzaro, che precisano e rassicurano che tali rilievi non indicano la presenza del batterio, ma rappresentano esclusivamente una potenziale condizione di rischio. Non ci sono contaminazioni, quindi voglio rassicurare subito, immediatamente, sia il personale scolastico, sia che tutte le famiglie, ovviamente con i bimbi che sono lì nella scuola materna di 2 Giugno e Papa Giovanni XXIII di Saline. Tanto chiariamo, la scuola non è stata chiusa, lunedì ci saranno regolari lezioni e tutto quanto è nella norma. I controlli che sono fatti a tutti quanti gli edifici comunali riguardano ovviamente le tubazioni e la parte esterna, che potrebbe anche essere, diciamo così, compromessa a volte da agenti esterni. Mi hanno detto che non c'è nessun contagio, ma alcuni valori che potevano dare, diciamo così, un'ipotesi di focolaio di legionella erano stati rilevati in queste due scuole e non nelle altre. Pertanto è stato attivato un protocollo di sicurezza e adottate le necessarie misure di precauzione, fa sapere l'amministrazione. A ulteriore garanzia, nei prossimi giorni verranno effettuate analisi di approfondimento. In quelle due scuole lì abbiamo ritenuto opportuno fin da ieri, appena comunicati i dati, intervenire col protocollo indicato ovviamente dall'ufficio igiene dell'ULSS e avvisando immediatamente anche l'ente gestore della rete idrica, che è Viacqua. Quindi hanno fatto già un intervento di pulizia, è già stato praticamente accertato che non c'è nessun tipo di contagio. Tra l'altro, fortunatamente, entrambe le scuole recentemente hanno fatto dei lavori importanti anche a tutto quanto l'impianto idrico ed è dotato di filtri antibatterici, quindi siamo anche ulteriormente rassicurati da queste forme, diciamo così, di tutela. Abbiamo già avvisato una ditta specializzata che farà la pulizia totale di tutto l'impianto e faranno un ulteriore accertamento nella mattinata di lunedì.